Potrebbe avere le ore contate lo scippatore che nella centralissima via Risorgimento a Treviso ha strappato la borsa a una 79enne in bicicletta facendola cadere a terra davanti al Conad. L'aggressore è ripreso mentre fuggiva. Si alza e si trova i ladri davanti alla porta della camera alle 9:30 di mattina a Mogliano. Giovane riesce a metterli in fuga gridando «Ora è caccia alla BMW» sulla quale sono fuggiti i malviventi. Non si ferma all'alto della polizia locale, fugge inseguito per 10 chilometri da Treviso a Spresiano. 50enne arrestato, ha anche aggredito gli agenti. Ancora un colpo grosso dei truffatori, 54enne trevigiano indotto a effettuare bonifici per 75.000 euro a un sedicente bancario. Festività pasquali blindate, rafforzati controlli da parte dei carabinieri, sorvegliate speciali, le aree di aggregazione, posti di blocco anti-alcol lungo le strade della Marca. L'equipe di chirurgia funzionale dell'orecchio del Cafoncello ha eseguito un delicato intervento su una paziente nata prematura, salvandola dal rischio meningite. Anche nella Marca sono in costante crescita le richieste di alloggi popolari, non così per le disponibilità da parte dell'Ater, che conta invece più del 25% delle abitazioni non utilizzate. L'allarme della CGIL, la festa per la promozione del Treviso Calcio nella notte al Bottegon, la felicità della squadra, un gruppo unito che ha raggiunto la promozione dopo 13 anni, resta il nodo del Tenni. Partirà dalla chiesa di San Francesco a Treviso la Via Crucis, che questa sera animerà il centro città, la processione con le riflessioni del patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché potrebbe avere le ore contate lo scippatore che ieri all'ora di pranzo nella centralissima via Risorgimento a Treviso ha strappato la borsa a una 79enne in bicicletta facendola cadere a terra davanti al supermercato Conad. Proprio le telecamere della Market l'hanno ripreso mentre fuggiva verso il Duomo. Il servizio di Marta Marangon. Caccia allo scippatore che ha aggredito una donna in pieno giorno per derubarla della borsetta. La signora, 79 anni, di Treviso, stava andando a fare la spesa in sella alla sua bicicletta. In piazza Borsa ha notato un giovane di colore che la fissava. Probabilmente stava prendendo di mira la vittima dello scippo. La donna ha proseguito fino a via Risorgimento e si è avvicinata al Conad per fare la spesa. In quel momento il ragazzo, felpa rossa con cappuccio alzato, l'ha raggiunta alle spalle con il monopattino elettrico lanciato a tutta velocità. Ha afferrato la borsetta appoggiata sul cestino, spingendo in avanti l'anziana e facendola cadere rovinosamente sull'asfalto. Poi è scappato verso il Duomo. Ad assistere alla scena una giovane straniera che chiede l'elemosina davanti al supermercato. Signora non lascia, non vai via. Cioè, signora non... così. Signora. Un uomo ha cercato di rincorrere lo scippatore, altri due ragazzi hanno soccorso la donna che ha riportato nella caduta alcune escoriazioni. Sull'episodio indaga la polizia, che sta analizzando anche le immagini della videosorveglianza del supermercato. Ieri sera sono passati i vigili a chiedere se avevamo le immagini esterne, se potevano estrapolare le immagini esterne, e noi abbiamo dato autorizzazione a farlo. Stamattina sono arrivati quelli della polizia, la questura, e abbiamo visionato insieme la telecamera che poteva essere utile per le loro indagini, e dobbiamo solo consegnare il filmato alla polizia. Una zona centralissima, a 2 passi dal Duomo, più volte al centro di episodi di violenza. A neanche 100 metri da qui, in via Castelmenardo, venne ucciso dal branco Francesco Favaretto. Spesso in zona si aggirano balordi, tanto che lo scorso dicembre il titolare del supermercato decise di dare a tutte le collaboratrici lo spray al peperoncino. Non siamo sicuri la sera, perché la sera non c'è una luce, un'illuminazione sulla strada. Le ragazze hanno paura di uscire perché non devono andare anche a prendere la macchina al di fuori di quel che è il centro delle mura, perciò hanno un po' di timore. Però diciamo che ci sono giornate buone e giornate meno buone, ecco. Eppure ieri è successo a mezzogiorno e mezzo. Eppure ieri è successo a mezzogiorno e mezzo, in pieno giorno. E c'è da registrare lo sconcerto dei residenti, cresce la percezione di insicurezza. È un po' tutto Treviso che è un'emergenza, perché qui scompaiono tutti i negozi, quindi c'è sempre meno traffico, meno gente, e chiaramente Treviso si svuota, ma tutti gli altri che restano qua
subiscono questo attacco, perché c'è dappertutto, nelle case, la gente che viene scippata. Il giorno dopo il violento scippo in via Risorgimento c'è sconcerto tra i trevigiani che frequentano quest'area della città in pieno centro, ma fuori dalla zona rossa nonostante i diversi episodi di violenza, ma è un po' tutta la città ad essere considerata meno sicura di un tempo. Fortunatamente l'anziana scippata non ha riportato gravi conseguenze in seguito alla caduta in un colpo che ha modalità molto simili a quello verificatosi in pescheria a fine gennaio, quando un 89enne venne buttata a terra da un giovane che le scippò la borsetta. L'autore venne identificato dalla polizia, era un ragazzino di appena 14 anni. Ora si cerca chi ha colpito in via Risorgimento. Dobbiamo essere tanto attenti perché purtroppo c'è sempre il malintenzionato che ci ferma e la vita è così, è il momento, bisogna proprio aver 1000 occhi. Mi dispiace per quella signora. Ma lei come si sente in città, sicura? Le dirò che giro sempre in centro e con la bicicletta, perciò non tanto sicura come una volta, perché gli anni miei sono tanti, perciò una volta si andava a passeggio tranquillamente anche il sabato in centro, adesso mi sento un po' meno sicura. Sicuramente a Treviso c'è un po' più malavita, un po' più di paura. Io non ho paura, devo dire la verità, mi sento abbastanza tranquilla ancora, forse ho più paura per mio figlio quando gira il sabato, la sera, che ha 19 anni, ecco. Clima simile anche a Mogliano Veneto, dove i ladri sono entrati in azione alle 9:30 circa del mattino in pieno giorno. Sono stati messi in fuga dal giovane proprietario di casa che se li è trovati davanti, si trovava in camera da letto. Uscendo mi sono trovato 4-5 persone in passamontagna che stavano cercando di rubare, insomma, da 5 secondi, 5 minuti massimo, perché me ne sono accorto e gli sono andato addosso, gli ho urlato ladri, 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 molto forte, e niente, sono scappati subito, durato tutto 3 secondi, 30 secondi il tutto, e sono uscito di corsa, gli ho preso la targa e ho chiamato subito i carabinieri, ma ad oggi niente insomma. Ancora ladri, ancora di prima mattina a Mogliano, in via Ragazzi del 99. Davide Gaiba si era appena alzato ed era da solo in casa e se li è trovati davanti, appena aperta la porta della camera. Erano 4, piuttosto alti e grossi, che Davide è riuscito a mettere comunque in fuga dopo aver gridato loro le parole ladri, ladri. E sono scappati con una BMW X4, una macchina anche bella, insomma. È caccia quindi a questa BMW che nei giorni scorsi non pare essere stata vista in giro da nessuno, ma è nota ai carabinieri. I carabinieri hanno detto che li conoscevano già, come l'80% delle volte dicono, e probabilmente la macchina era stata rubata, quindi non è che potevano risalire. Ad oggi non so nulla. La situazione a Mogliano è comunque critica. Gaiba, che pur in casa ha telecamere di sorveglianza che però erano spente e pur non essendosi troppo spaventato, avverte il disagio della cittadinanza. Ci stavamo pensando con gli amici, non so, un drone o una ronda fatta di persone, qualcosa, perché qui a Mogliano, ragazzi, è incredibile. Cioè, chiunque nell'ultimo anno ha avuto un furto o conosce qualcuno che è entrato. Bene o male, io sono un ragazzo forte in giovane età e non ho troppa paura, però sì, posso immaginare che ad altre persone questa situazione, insomma, non è del massimo delle cose, insomma. Scene folli, davvero folli, tra Treviso e Spresiano per un cinquantenne che non si è fermato all'ALT della polizia locale ed è fuggito, è stato inseguito per ben 10 chilometri e poi è anche andato in escandescenza. Una folle corsa da Treviso fino a Spresiano, saltando incroci, passando con semafori rossi, percorrendo contromano alcuni tratti. Un motociclista di 50 anni in viale Fellis non si è fermato all'ALT della polizia locale, anzi ha accelerato rischiando di investire gli agenti e immettendosi nel traffico a velocità elevata. Ne è scaturito un inseguimento, i nostri operatori fortunatamente non l'hanno mai perso di vista. L'inseguimento è durato per circa 10 km perché poi si è arrivati a fermarlo a confine
tra il comune di Villorba e quello di Spresiano, e questo si è infilato in una strada chiusa e così è stato possibile in qualche modo raggiungerlo e fermarlo. L'uomo di nazionalità italiana con precedenti per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione ha aggredito la polizia locale. L'azione che comunque non è stata semplice, in quanto il soggetto ha comunque opposto una forte resistenza nei confronti degli operatori, di fatto provocando le lesioni, e quindi è stato necessario portarlo presso il comando e cercare qui di mitigare la sua azione. L'uomo è stato arrestato. Durante le fasi del trasporto in comando ha danneggiato la cellula di sicurezza di un veicolo di servizio. Una volta giunto al comando non solo ha rivolto pesanti minacce e offese agli agenti, ma ha vandalizzato la camera di sicurezza fino a renderla inutilizzabile. Dagli accertamenti è emerso che il 50enne era privo di patente e alla guida di un mezzo senza copertura assicurativa. Oltre al sequestro della moto gli sono state contestate violazioni amministrative per un totale di 6.200 euro. L'arresto è stato convalidato e in attesa del giudizio gli è stato imposto l'obbligo di firma. Deve rispondere di resistenza pubblica ufficiale, lesioni nei confronti dei 2 operatori della polizia locale, danneggiamento di beni pubblici. Ringrazio gli agenti della polizia locale per la professionalità e il coraggio dimostrati in un intervento tanto delicato quanto pericoloso, nel quale hanno anche riportato lesioni, così il sindaco Mario Conte. Chi mette a rischio la vita degli altri e aggredisce gli operatori deve essere assicurato alla giustizia e restare in carcere. Ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso un 42enne di Villorba, soccorso nella sua abitazione in seguito a una overdose di cocaina. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri che indagano sulla cessione dello stupefacente. Ancora un colpo grosso dei truffatori dopo il maxi raggiro che vi abbiamo raccontato ieri sera, che riguardava una facoltosa ottantenne di Mogliano Veneto derubata di tutti i gioielli. Di oggi la notizia di una nuova truffa: 54enne trevigiano indotto a effettuare bonifici per ben 75.000 euro, e questo a un sedicente bancario. Prima gli è arrivato il messaggio dalla società che gestisce i pagamenti digitali, che avvisava di movimenti consistenti dal suo conto corrente, poi la telefonata dell'operatore della banca che lo informava della clonazione del conto e della necessità di spostare velocemente i soldi per metterli al sicuro. Tutto ovviamente era falso, ma presentato in maniera talmente convincente da indurre un 54enne trevigiano ad effettuare 3 bonifici per un totale di 75.000 euro sul conto che gli era stato indicato dal sedicente bancario della sua filiale, e così in pochi istanti tutti i risparmi dell'uomo hanno preso il volo verso la Campania, dove risulta appunto essere stato aperto il conto dai truffatori. Solo dopo l'ultimo bonifico il trevigiano si è reso conto di essere caduto nella trappola ed ha presentato denuncia ai carabinieri. È questo l'ennesimo caso di una lunghissima serie di truffe messe a segno nella Marca negli ultimi mesi. Solo ieri il maxi raggiro che ha consentito ai falsi carabinieri di portare via ad una facoltosa ottantenne di Mogliano un consistente bottino di gioielli. Oggi questo nuovo colpo fruttato 75.000 euro. Le vittime sono soprattutto persone anziane, ma non solo, come dimostra quest'ultimo caso, segno che i truffatori stanno affinando sempre più le tecniche di persuasione per indurre le persone a fidarsi e a cadere nella rete. Intanto si preannuncia una Pasqua sorvegliata speciale, rafforzati i controlli da parte dei carabinieri, oltre 100 le pattuglie sul territorio, attenzionate le aree di aggregazione e posti di blocco anti-alcol sono annunciati in buona parte delle strade della Marca. Controlli straordinari del territorio che scatteranno per garantire maggiore sicurezza in questi giorni di festività pasquali. Sono giorni particolari, sono giorni che vanno visti con un po' di attenzione, soprattutto anche in relazione al contesto internazionale, che in questo momento insomma è un po' complicato. Per cui abbiamo intensificato insieme alle altre forze di polizia, sotto il coordinamento della prefettura, tutta una serie di servizi di controllo del territorio che vanno sia dalle aree
aree di maggiore aggregazione delle persone, quindi soprattutto in questo momento dove chiaramente i turisti affluiscono nelle zone cittadine, nelle zone turistiche c'è un maggiore concentramento, quindi dove ci sono più persone c'è un maggiore pericolo e quindi una maggiore attenzione, e soprattutto sulle principali assi viari. Saranno monitorati in particolar modo le principali strade a maggior scorrimento, tra cui la Treviso Mare, che complice bel tempo sarà presa d'assalto dagli automobilisti, soprattutto il lunedì, quando in molti sceglieranno la gita sul litorale. Ma ci saranno posti di blocco anche nelle altre strade maggiormente trafficate come Postume e Pontebana. In ogni caso sarà prestata una forte attenzione all'abuso di alcol per quanto riguarda chi si dovrà mettere alla guida in occasione dei pranzi domenicali e per Pasquetta. Come abbiamo detto altre volte, per quanto riguarda l'incidentalità, soprattutto in provincia di Treviso, i comportamenti che rilevano maggiormente sono o la distrazione alla guida o la guida in stato di ebbrezza. In questo caso è sempre buona norma per chi pasteggia o sicuramente si troverà in qualche locale per festeggiare la Santa Pasqua, di fare attenzione all'assunzione di alcolici, perché poi oggi il nuovo codice della strada chiaramente presuppone dei limiti abbastanza cogenti e precisi, per cui il superamento di quei limiti sicuramente verrà sanzionato da un punto di vista o amministrativo o penale. Lutto a Preganziol per la morte di Arianna Zaia, 29 anni, morta nelle scorse ore al Cafoncello, dove era ricoverata da una settimana dopo aver accusato un malore. Questa l'epigrafe, era la figlia di Paolo Zaia, titolare dell'arte grafica di Casale sul Sile. L'ultimo saluto nella chiesa di Preganziol è stato fissato per martedì alle ore 15. Gravi complicanze dell'otite, bimba di 2 anni salvata al Cafoncello di Treviso grazie a un complesso intervento chirurgico eseguito dall'equipe della chirurgia funzionale dell'orecchio diretta dal dottor Daniele Fritz con il supporto di un team multidisciplinare altamente specializzato. La bambina, che era nata prematura e oggi con un peso di 7,5 kg, ricoverata per un'otite in pediatria, si è aggravata quando l'infezione si è estesa all'osso temporale dietro l'orecchio. L'operazione, molto complessa per le ridotte dimensioni del cranio, è stata eseguita con successo. La bambina è guarita ed è stata dimessa dall'ospedale. Il caso rappresenta un'eccellenza clinica anche per i numeri. La bimba, infatti, la più piccola per peso e caratteristiche anatomiche tra gli oltre 50 casi trattati negli ultimi 3 anni dall'equipe trevigiana, di cui 32 sottoposti a intervento chirurgico. Questa dunque la notizia che arriva dal Cafoncello. Voltiamo decisamente pagina e parliamo della notte magica vissuta a Treviso dopo la delusione mondiale. La notte magica per la promozione in Serie C del Treviso Calcio, la felicità lungo le strade del capoluogo a partire dal Bottegone. Un gruppo unito che ha raggiunto la promozione dopo 13 anni e con 4 giornate d'anticipo. Scusate la voce, ma è memore dei festeggiamenti di ieri. È stata una giornata bellissima, ci godiamo e ci prendiamo tutti i festeggiamenti, come ieri sera è stato stupendo con i tifosi. Bellissimo, sono emozioni che fortunatamente sono riuscito a vivere qui a Treviso ed era una roba a cui ci speravo davvero tanto. Un'attesa lunga anni, giorni difficili, categorie inferiori, la voglia di tornare. Oggi il Treviso è di nuovo tra i professionisti e la città può finalmente esplodere con 4 giornate di anticipo, il fiato sospeso fino all'ultimo, poi il verdetto e la festa esplode nelle strade, negli occhi dei tifosi. Questo è un gruppo giovane, affamato, cresciuto partita dopo partita. Il gol che vale la promozione porta la firma di Tommaso Brevi, 24 anni, tra pochi giorni. È stato uno spettacolo ieri, è stata proprio una giornata perfetta, emozioni fortissime, che giochiamo per questo, che vogliamo vivere. È stato bello per la città, per noi, per tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata proprio una soddisfazione enorme, penso che rimarrà inciso nel cuore quel gol perché sì, perché è stato fantastico, è stato bello, proprio
emozionante, molto emozionante. Ma questa non è solo una promozione, è una rinascita e da qui il Treviso vuole tornare a sognare davvero. Penso che il momento più difficile sia stato nelle ultime 2 settimane, dove insomma non sono arrivati i risultati e neanche le prestazioni, che comunque le altre 2 sconfitte che c'erano state nel girone d'andata erano arrivate comunque dopo buone nostre prestazioni. Però noi siamo sempre stati convinti della nostra forza, del nostro essere anche come persone nello spogliatoio, non ci siamo mai sentiti di non poterlo vincere, quindi siamo sempre stati nella strada giusta. E dopo aver festeggiato la promozione in C è già tempo di guardare avanti per il presidente Botter e per l'allenatore Gorini, confermato per il prossimo anno. Resta poi il nodo dello Stadio Tenni. La promozione in C comporta onori ma anche, soprattutto, oneri, come il nodo dello Stadio Tenni che va adeguato agli standard richiesti dai professionisti, ma il presidente Botter non nasconde la voglia di costruirne uno nuovo. Siamo partiti con uno studio di fattibilità di un nuovo stadio. E quindi avremo una risposta dalla società a cui ci siamo affidati entro giugno-luglio di quest'anno, e quindi capiremo se ci sarà la possibilità eventualmente di andare a costruire in futuro un nuovo stadio. Nel frattempo invece dovremo chiaramente rimanere qui e adeguare questo stadio, cioè il vecchio Tenni, alla Serie C. Ci sarà una serie di lavori che inizieremo a fare al termine del campionato, quindi ai primi di giugno dovremo iniziare questi lavori per terminarli presumibilmente entro agosto e quindi all'inizio del campionato. Siamo già d'accordo con il comune, stiamo facendo un cronoprogramma e quindi dovremo farcela. L'area individuata per il nuovo stadio è quella dell'ex Dogana, oggi di proprietà comunale. In cambio della cessione del terreno, il Treviso costruirebbe l'arena e al Tenni verrebbe fatto un parcheggio seminterrato da 700 posti, un parco pubblico e 2 edifici residenziali. Progetto che sulla carta è già avviato da un po', ma che evidentemente non vedrà la luce ancora per parecchio tempo. Per ora la festa continua al Tenni, una gioia anche personale per mister Gorini, il cui contratto biennale è blindato e che è sceso di categoria perché ha creduto fortemente nel progetto del presidente Botter. C'era un obiettivo di rilanciare una piazza importante come Treviso e io l'ho presa come sfida. A me scendere di categoria non mi spaventava e l'ho presa con tutto l'entusiasmo possibile. Io venivo da un esonero e quindi mi sono messo in discussione, ho sposato il progetto, ho parlato con il progetto è serio e quindi poi ho provato a mettere tutto me stesso. Poi è andato tutto bene perché, come ripeto, per fare grandi cose ci vogliono grandi persone e io ho avuto la fortuna di trovare grandi persone al di là dei giocatori, ma tutte le persone che gravitano attorno a Treviso sono persone di spessore. Dal profano, chiamiamolo così, al sacro, con il nostro Lucio Zanato in diretta da Treviso. A Treviso questa sera la Via Crucis con le riflessioni di San Francesco. Lo vedo pronto il nostro Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Buonasera Lucio. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Sono con Padre Oliviero Svanera, che è il rettore della chiesa di San Francesco qui a Treviso. Perché siamo qui? Perché quest'anno la Via Crucis in centro città partirà proprio da questa chiesa in occasione degli 800 anni dalla morte appunto di San Francesco. Padre Oliviero, quindi le riflessioni quest'anno sono toccate a voi. Pace bene a tutti intanto, ben trovati per questo collegamento. Sì, il Vescovo ha chiesto a noi frati di proporre i testi per la Via Crucis che si svolgerà questa sera appunto in città, e anche quella del Papa tra l'altro che si svolge a Roma. I testi sono fatti da un francescano, dico tra parentesi perché vuol dire c'è anche una comunione da questo punto di vista. E quindi è occasione per chi parteciperà anche di conoscere San Francesco, conoscere i suoi testi, perché oltre al Cantico dei Frate Sola che tutti conosciamo, in realtà poi Francesco ha scritto anche delle preghiere, ha scritto delle riflessioni, le chiamava ammonizioni, quindi scritti che noi abbiamo utilizzato per questo percorso che faremo insieme. Quante stazioni in questo percorso?
Sono 4 stazioni che scandiscono anche un percorso spirituale, perché iniziamo proprio con il caricarsi della croce da parte di Gesù, quindi riferimento alla croce che è molto cara a Francesco. Sappiamo il crocifisso di San Damiano, lo conosciamo tutti. Riceve questa voce che gli dice di riparare la casa e la chiesa, ma in realtà il grande incontro con il crocifisso avviene con il lebbroso, perché il lebbroso è il grande crocifisso di questa terra che incarna tutti i crocifissi. Quindi una riflessione verso gli ultimi. Una riflessione verso gli ultimi che parte dall'incontro con Cristo per Francesco attraverso il lebbroso, che sentiva una cosa, diciamo, che lo distanziava, chiaramente un ribrezzo che aveva, ma che vince andando verso quest'uomo, e da lì parte un percorso che è tale per cui tutti diventano fratelli. Il resto poi lo seguiremo insieme, perché poi noi racconteremo questa Via Crucis domani nel corso del telegiornale, una Via Crucis che parte proprio qui da San Francesco e arriva invece in Duomo a Treviso a presiederla il vescovo di Treviso Michele Tommasi, quindi una Via Crucis un po' particolare proprio perché ci farà riflettere, e l'appuntamento comunque è alle 21 per la partenza qui. Alle 21 qui davanti alla chiesa di San Francesco, e con San Francesco vogliamo raccogliere quella che possiamo chiamare un po' una provocazione che viene dalla croce, cioè quella di sentire che siamo tutti figli di uno stesso Padre e tutti chiamati a guardare a questa croce che ci salva nell'amore. Questo ha testimoniato Francesco. Pensiamo alla pace, pensiamo alla riconciliazione, pensiamo ad un messaggio molto attuale che è quello di un incontro con tutti nella dimensione più armoniosa possibile. Grazie a Padre Svanera. Appuntamento quindi alle 21 qui a Treviso, se volete seguirla dal vivo, soprattutto seguire queste riflessioni che fanno bene al cuore e all'anima. A te la linea. Grazie davvero Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto, grazie ovviamente a Padre Svanera. Noi adesso andiamo in pubblicità, fra 30 secondi rientriamo in diretta. Di nuovo in diretta con i temi dell'abitare. Come sapete è una vera e propria emergenza, ci sono nuovi dati e c'è anche un nuovo allarme da parte della CGIL. Dei 5.295 alloggi di proprietà o gestiti dall'Ater di Treviso, ben 1.417 non sono utilizzati, ovvero più di un appartamento su 4 di patrimonio totale. È solo uno dei dati elaborati e presentati dal centro studi dello SPI CGIL Trevigiano, con l'intento di fare un quadro complessivo della residenzialità nella Marca, che conta, stando ai dati del 2024, gli ultimi recuperabili, 431.227 abitazioni di proprietà privata in tutto il territorio provinciale, di cui solo il 16% non occupato. Già da questa comparazione si comprende come il tema casa popolare sia da studiare per dare risposte a richieste in costante crescita. C'è un bisogno di abitazioni che, se adesso sono state assegnate 303, devono ancora esserne assegnate, quindi sono in attesa di poter ricevere l'abitazione 690 persone, quasi 700. Un tema che pare però non interessi molto le amministrazioni comunali trevigiane, stando a quanto investono in interventi per il diritto alla casa. I comuni di tutta la provincia di Treviso in media investono solo lo 0,63%. 56 comuni su 94 non investono per questa missione alcun euro. Altro dato che fa pensare riguarda proprio l'edificazione di nuovi alloggi popolari. Siamo andati a studiarci un'altra parte dei bilanci dei comuni, dove vediamo che i comuni che non investono nell'edilizia residenziale pubblica sono 60 su 94. Da qui l'appello del sindacato degli inquilini direttamente ai sindaci. Da dove ripartire? Secondo me assolutamente da dialogo comune per comune. Noi di sicuro possiamo verificare quali sono le disponibilità del comune e suggerire delle modalità per poter risolvere i vari problemi. Molto spesso capita che i comuni non sappiano davvero le possibilità a cui loro possono accedere. Primi arrivi di turisti per le vacanze pasquali in città Treviso, apprezzati i monumenti e soprattutto la cucina trevigiana. Da dove venite? Dalla provincia di Torino. Prima volta a Treviso? Prima volta a Treviso. Siamo arrivati oggi e poi facciamo un giro a Trieste anche e a Lubiana. Ci fermiamo poco, solo il tempo di visitare la città, il centro storico e poi
un pranzetto e via. Una visita rapida, magari inserita in un tour pasquale che tocca anche altre località del nord-est, passeggiata in centro e l'immancabile sosta dedicata alle prelibatezze della cucina trevigiana. Almeno il tiramisù è qualcos'altro di tipico sicuramente. La fotografia dei turisti in visita a Treviso per le festività di Pasqua è variegata, numerose le famiglie italiane e straniere che approfittano delle vacanze dei figli. Veniamo da Piacenza. Prima volta a Treviso? Sì, la prima volta. Per me sì, anche per te. Sì, molto carina, non ce l'aspettavamo. Abbiamo deciso di fare un giro in Veneto e Treviso ci piace molto. Adesso abbiamo visto solo una parte. Visto che è l'ora di pranzo, adesso aspettiamo anche la parte culinaria. Poland. Do you like Treviso? It's our first time and we are here just 2 hours. Molto bene, sì. Siamo andata per il centro storico, siamo visitati le chiese, le palazzi, eccetera, eccetera. Treviso gettonata anche per le gite scolastiche, come questa classe dell'Istituto Alberghiero di Casargo, in provincia di Lecco. Questa settimana siamo andati in Friuli e abbiamo fatto un gemellaggio con una scuola friulana alberghiera. Siamo una scuola alberghiera, una piccola scuola alberghiera, una piccola realtà, e abbiamo fatto un gemellaggio con Aviano, scuola alberghiera di Aviano. Stiamo tornando a casa. Bella realtà. E vi siete fermati qui a Treviso, visto che siete dell'Alberghiero, non potete non assaggiare Il tiramisù, abbiamo fatto anche un corso stamattina di tiramisù, i ragazzi molto contenti, è stato veramente interessante, bello, istruttivo, bello, interessante, una bella giornata. E a questo punto non possiamo non parlare del tempo, del meteo che ci attende per i prossimi giorni, per questo ponte di Pasqua. Ci dice tutto il nostro Giancarlo Iannicelli. Vi dico già che ci sono fortunatamente buone notizie. La pressione su di noi è decisamente in aumento. Vedete dalla carta del tempo l'alta pressione, l'anticiclone atlantico si estende su di noi ed è evidente anche dalla stessa carta come la depressione abbia lasciato il nostro paese. Depressione che ha interessato in modo intenso le regioni centro-meridionali italiane, anche con danni, quindi è un buon messaggio questo, finalmente. Quindi ci aspetta con questa situazione un periodo pasquale di tranquillità dal punto di vista meteorologico, almeno da questo punto di vista, ed è importante. Infatti prevediamo su tutte le nostre zone per sabato, per Pasqua e per Pasquetta cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Il poco nuvoloso sta per una nuvolosità, una stratificazione, diciamo una velatura nelle primissime ore del mattino. Poi il sole risplenderà e quindi sarà veramente 2 o 3 giorni di bel tempo. I venti finalmente sono calmati, quindi saranno molto deboli, direzione variabile. Le temperature, ecco, le minime 7-8 gradi in pianura, le massime 22-23 gradi, che sono tanti perché al sole saranno molti di più. La prossima settimana la situazione sarà questa, ancora di tempo stabile. Per venerdì probabilmente ci sarà un episodio di tempo perturbato, ma sarà solo un episodio, e inoltre le temperature tenderanno ad abbassarsi soprattutto nei valori massimi. L'Alto Adriatico tende al poco mosso, anche se localmente è ancora mosso. Buona Pasqua a tutti. E buona Pasqua anche al nostro generale. Noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese il tema delle liste d'attesa. Sta dando i risultati sperati il piano attuativo dell'azienda ULSS 1 Dolomiti, in campo azioni con il territorio per rispondere al reale bisogno clinico dei pazienti. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Controllo e governo continuo delle agende, gestione della domanda lavorando sulla appropriatezza delle prescrizioni, ottimizzazione dell'offerta e presa in carico diretta. La cura dell'ULSS Dolomiti per snellire le liste d'attesa sta dando buoni risultati in un contesto di cronicità per l'aumento della popolazione anziana in un'area prevalentemente montana. Il lavoro fatto ci ha portato a garantire le prestazioni in fascia B, a rispettare i 10 giorni appunto della fascia B, rispettiamo per più del 95% le prestazioni
abitazioni in fascia D, quelle a 30 giorni, e lo stesso dicasi per la fascia P, quelle a 60-90 giorni. Un lavoro reso possibile grazie alla massimalizzazione delle strutture, con l'apertura degli ambulatori anche in orario serale e nelle giornate festive e prefestive, con deroga per gli over 75 presi in carico in prossimità dei luoghi di residenza, o mettendo in campo le opzioni previste dalla piattaforma nazionale di telemedicina. Siamo così riusciti a muoverci noi verso il paziente rispetto al contrario, e questo grazie all'ausilio della telemedicina, con il teleconsulto tra specialisti, con le televisite che possono tranquillamente gestire un paziente in cronico e quindi evitare lo spostamento in determinati contesti urbani magari non appropriati, e sicuramente stiamo ottenendo di buoni risultati. Gli appuntamenti vengono gestiti in maniera sincrona e laddove gli accertamenti vengano richiesti in fase di visita specialistica entra in funzione il modello Mini Coop. Qui è stato un po' il salto di qualità, perché il cittadino, a seguito di una prima visita, viene completamente preso in carico per tutta la sua necessità assistenziale all'interno della struttura stessa, su agende dedicate completamente diverse rispetto all'agenda ACUP, e quindi il bisogno di cura viene soddisfatto in maniera puntuale. Qualche numero: il totale delle prestazioni erogate nel 2025, esclusi i laboratori, è stato di poco superiore a 703.000 e per un introito totale di specialistiche pari a circa 46 milioni di euro. Sempre sul fronte dei servizi in montagna, nelle terre alte in particolare, vi porto con Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi a Padola di Comelico Superiore per un importante atteso taglio del nastro. Pronti? 3, 2, 1, vai! Inaugurato l'ufficio postale di Padola, sono terminati infatti gli interventi di ristrutturazione della sede ospitata all'interno della sede municipale di Comelico Superiore. Siamo qui a inaugurare il restyling dell'ufficio postale di Padola, credo sia un elemento di vicinanza di poste rispetto al territorio del Comelico, che ha già visto l'ufficio di Candide essere migliorato attraverso il progetto Polis. Ovviamente ci auguriamo che il servizio sociale che Poste dà al territorio sia sempre migliore, sempre più ampio. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori con soluzione a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato ed è disponibile uno sportello automatico postomat per il prelievo di denaro, il pagamento di bollette e altre operazioni. Un risultato che viene definito come un segnale concreto e tangibile di attenzione verso le comunità montane, che si aggiunge a quanto Poste Italiane sta facendo in tutta la provincia con il progetto Polis. Padola e il comune di Comelico Superiore sono una delle realtà più grandi del turismo nel Cadore e anche in provincia di Belluno. Per dare un biglietto da visita come si deve anche per chi arriva da fuori, grazie all'intervento delle Poste Italiane hanno ristrutturato l'ufficio e hanno dato un servizio sicuramente molto migliore di come era prima. Nel comune di Comelico, Poste Italiane è anche già intervenuta per rinnovare anche la sede di Candide. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell'Interno e delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo direttamente a domicilio. E a Belluno capoluogo si amplia intanto l'offerta culturale della Biblioteca Civica di Palazzo Crepadona, nuovi orari più estesi e anche una piccola ludoteca tra le novità presentate dall'amministrazione comunale. Più tempo per studiare, leggere e vivere gli spazi della Crepadona. A Belluno la biblioteca civica amplia i suoi orari di apertura e punta a diventare sempre più un punto di riferimento per la comunità. Dal 7 aprile, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, apertura continuata dalle 9 alle 18. L'annuncio arriva dall'assessore alla cultura Raffaella Damiano insieme alla direttrice della biblioteca Laura Pontin. È stato un lavoro sotterraneo, non evidente, ma che alla fine con pervicacia e tenacia ha dato i suoi frutti. Credo di poter dire
definire in assoluto un merito dell'amministrazione comunale che crede nella cultura, che crede nei suoi contenitori culturali. Un cambiamento pensato per rispondere alle esigenze di studenti, lavoratori e cittadini. Nell'orario tra le 12 e le 14 i servizi saranno leggermente diversificati per ragioni organizzative, quindi sarà comunque possibile ottenere il prestito, avere il servizio di reference, la consulenza dei bibliotecari, semplicemente sarà sospesa la possibilità di richiedere in prestito consultazioni e libri dal magazzino. Determinante per il prolungamento dell'orario la collaborazione del personale della Fondazione Teatri delle Dolomiti, che permetterà di coprire la fascia oraria centrale della giornata. Fin dal ritorno nella sede di Palazzo Crepadona si è lavorato per adeguare i servizi a uno spazio triplicato. La biblioteca è passata da 1.000 a 3.000 metri quadrati distribuiti su 3 piani, un cambiamento importante che ha richiesto una riorganizzazione dei servizi. L'orario prolungato al momento è sperimentale, l'efficacia del provvedimento, che risponde tra l'altro alle numerose interrogazioni dell'opposizione e alle richieste dei cittadini, sarà valutata nei prossimi mesi. Tra le novità anche una piccola ludoteca nata grazie alla donazione di giochi da tavolo da parte di un negozio cittadino. 6 giochi da tavolo per creare socialità tra i giovani e i giovanissimi, giochi che vengono incontro alle loro esigenze e ai loro interessi, e quindi sarà un ulteriore tassello, oltre naturalmente al prolungamento di orario, che garantisce una biblioteca davvero nella sua essenza piena, quella cioè di essere un luogo di cultura, per la cultura, tra le persone, con le persone e in mezzo alle persone. I dati confermano il ruolo centrale della struttura, utenti di tutte le età, con una forte presenza sia di residenti che di persone provenienti da fuori comune. Con un patrimonio di circa 180.000 volumi e nuovi strumenti digitali, la Biblioteca Civica di Belluno guarda ora al futuro, puntando su accessibilità e servizi sempre più inclusivi. Abbiamo giornate in cui in questi spazi passano fino a 500 persone, quindi è davvero un luogo di riferimento e ne siamo davvero molto felici. Restiamo in città per parlare di verde pubblico tra tutela del patrimonio e sicurezza. Cura del verde urbano. Sono in corso in questi giorni gli interventi di ripiantumazione lungo la viabilità del centro storico di Belluno, tra via Cavour, via Segato e via Dante Alighieri, ma ci sono anche polemiche per gli alberi che verranno abbattuti in via Feltre. Sono amareggiata e vorrei comunque rassicurare i cittadini di Belluno perché in questi giorni si parla tanto dei tagli degli alberi in varie parti del nostro territorio. L'amministrazione è convinta di questi lavori, anche perché sono lavori programmati, sono lavori che fanno parte di un più ampio programma, diciamo, di un più ampio progetto che riguarda tutto il verde della città. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente e Ambiente Italia del 2024, la città italiana con più alberi è proprio Belluno. Ricordo appunto ai cittadini che nella nostra città ci sono più di 10.500 alberi, di cui 5.500 sono stati già censiti. In città ci sono molti tigli di tipo ibrido da sostituire e al loro posto si stanno mettendo a dimora tigli selvatici, specie autoctona più adatta al contesto urbano. Il tiglio selvatico infatti presenta un accrescimento più contenuto che consente di limitare i danni alle pavimentazioni, ai marciapiedi e alla viabilità, riducendo la necessità di frequenti e costosi interventi manutentivi. Vogliamo ribadire che dove gli alberi vengono tagliati saranno anche ripiantumati, come stiamo facendo in questi giorni in via Dante e in via Cavour. Quella in atto è un'ampia strategia di gestione del verde urbano. Negli ultimi mesi l'amministrazione comunale si è infatti dotata di un censimento del patrimonio arboreo che permette di pianificare in modo sempre più preciso e mirato le manutenzioni necessarie per conservare un patrimonio verde considerato come un vero e proprio tesoro, composto da migliaia di elementi distribuiti sul territorio urbano. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana, quindi tutto subito dopo la sigla, come sempre c'è il meteo. Buona serata.